Daniele Salvagno, presidente nazionale Federdop. Parliamo di olio, parliamo del terrore, insomma, che venga tagliata la nostra eccellenza con l'olio tunisino. Sì, noi non abbiamo questa problematica perché parliamo di denominazione d'origine protetta, abbiamo un disciplinare rigido, abbiamo un controllo da un ente terzo che per noi, per il Veneto DOP, è il CSQA e lui verifica tutta la tracciabilità di filiera dal singolo produttore, quindi dalla singola pianta, fino ad arrivare alla certificazione stessa della vasca nel frantoio. Quindi nel momento in cui il consumatore sceglie una denominazione d'origine protetta, qualsiasi in Italia o veneta, io direi che può stare tranquillo che sta utilizzando un olio prodotto, lavorato e trasformato sul proprio territorio, quindi non si adita a poter avere miscelanze, eccetera. Quindi meglio, io il grande consiglio dico, visto che siamo del nostro territorio, ognuno si usi il proprio olio perché è un'eccellenza del singolo oliveto e quindi anche per dare la caratteristica e insaporire le pietanze dei piatti in maniera impeccabile. Presidente, la interrompo per parlare di eccellenze. Sembra che il Veneto abbia scalzato la Puglia e forse anche la Toscana? Ma io direi che ci guardano un pochino come veramente la punta di diamante. Siamo nel nord Italia, siamo delle eccellenze veramente piccoli produttori perché siamo veramente, ci contiamo su una mano, contiamo il 3% sul territorio nazionale, però abbiamo l'olio più quotato, direi con dei valori nutrizionali importantissimi perché noi l'acido oleico abbiamo il 75%, quindi sono dei numeri importanti, vuol dire che il nostro olio condisce, ne basta poche gocce per renderlo, per insaporire i nostri piatti. Quindi abbiamo questa fortuna che abbiamo un microclima perfetto, dal lago di Garda alla montagna dove abbiamo il freddo e quindi la coltivazione dell'olivo va molto lenta, graduale anche nella maturazione e riusciamo a raccogliere perfettamente al giusto punto di maturazione e quindi ottenere questo prodotto di grande prestigio.